Ah! Prova. Ok, prova. 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 Ok. Amici dell'Edicola di Pinuccio, buonasera. Siamo in diretta dal Palaureto di Palermo, pronti per trasmettervi questa seconda giornata di campionato. Silenzio. Un minuto di silenzio. Seconda giornata di campionato Serie B maschile. La pallavolo Jolly Cinquefrondi affronta la Volo Saber Palermo qui al Palaureto. Buonasera da parte di Gabriele Bonini e Renato Gallo al Buonasera, commento. buonasera a tutti. Abbiamo osservato un minuto di silenzio probabilmente dettato dalla Federazione Italiana Pallavolo, poi magari avremo Ovvio. maggiori dettagli per la ragazza che è stata decapitata in Afghanistan perché semplicemente giocava a pallavolo senza hijab. Sicuramente nel 2021 non è accettabile ciò. 1-0 per pallavolo Saber Palermo dopo il servizio out di Dionisio Di Pasquale. Jolly che si riscatta subito con Peppe Orlando ed è 1-1. Aggiorniamo subito il punteggio live. Jolly al servizio con Antonio Melara, schierato titolare quest'oggi. Tacco da posto 4 della Volo Saber Palermo, messo a segno. Palermo che si porta in vantaggio 2-1. La Jolly non viene in questo palazzetto da 2 anni, Renato, perché Due? 2 anni fa è Mi stato... senti? Sì, 2 anni fa è stato sospeso il campionato in corso giustamente per Covid. E poi l'anno scorso Palermo era nel girone L2 perché ricordiamo, no, che l'anno scorso i gironi sono stati divisi in 2 mini gironi. E poi è un palazzetto che non porta tanta fortuna alla Jolly Cinquefrondi. Infatti 4 Ricordiamo. anni fa e 3 anni fa 2-3-2 per il Palermo. Jolly al servizio con Peppe Orlando. Forte questa battuta. Non una buona giocata del Palermo, quindi la gioca Fabio Remo.
Jolly all'attacco con Matteo Bonati, buona la copertura del Palermo, ancora da posto 4. I padroni di casa mettono a segno il terzo punto. Tanto mandateci i segnali da casa se ci vedete Tanto bene, chi è se che ci sta sentite battendo? bene. Io non mi sento proprio. Io ti sento da dietro. Dionisio Di Pasquale riceve per la Il mio Jolly. microfono non funziona. Peppe Orlando schiaccia forte. Tocca la rete. Non vedo i numeri del Palermo perché sono scritti in nero sulle magliette, quindi un pochettino dobbiamo... E anche la posizione in cui siamo non è molto favorevole, abbiamo la ringhiera davanti che vedete voi. Tanto Jolly al servizio con Matteo Bonati. Gioca il Palermo sempre e solo da posto 4 mette a segno il numero 10, 4-3. Ci scrivono da casa tutto a posto anche Renato. La regista a Torino Salutiamo la regista. ci segnala, metti i trattini nel, nel live score, lo mettiamo subito. E intanto punto del Jolly 5 Frondi da posto 4 ed è 4 pari qui al Paloreto di Palermo. Hai detto chi c'è in campo, chi abbiamo trovato? Un ex? Un ex Jolly, il signor Blanco, Giovanni, che ha capitano del militato. Palermo. Vaiana al servizio, termina out e quindi passa nuovamente in vantaggio Palermo, a punto le due squadre. Squadra quindi capitanata da Blanco, allenata da Ferro. Servizio Palermo, riceve Matteo Bonati. Pipe Pipe, di Giovanni. pallone che viene recuperato ma passa dentro al campo e quindi Di Giovanni, di Matteo. 5 pari. La Pipe Dionisio mi pare che è stato il Dionisio o Pipe. O Matteo Matteo. Bonati. Non ho... Io sono ostacolato alla transenna davanti se mi siedo. E se mi alzo, vedete la mia testa, ecco. Quindi... Tacco, stavolta da posto 2 del Palermo. Dionisio Di Pasquale costretto a mandare la palla di là, quindi free ball. Vediamo come la sfrutta Tocca la bene rete. il Palermo. Tocca la rete Antonio Melara. Di nuovo in vantaggio, quindi Volo Saber Palermo. Sì, mi sono messo a scrivere. Servizio Palermo. Riceve Matteo Bonati, degli esposti, la alza. Oh! Oh, non bene. Primo break della partita. Avanti di 2 Palermo. Banawas al servizio. Tu hai visto il numero? Io non lo vedo il numero. Riceve Fabio Remo, non Oh! benissimo. Oh, il pallone che cade nel campo del Palermo. Disattenti qua. I siciliani, 7-6. Il salto degli esposti ha portato un fuoritempo, Fuori quindi tempo, sì. pensavano... 7-6 Dionisio Di Pasquale, come sempre da fondo campo a battere. Primo tempo, Mamuro di Antonio Melara e ci Ole. rimette subito una pezza il Palermo. Era un pallone facilmente schiacciabile questo per il giocatore del Palermo. Trova un po' scoperta la Jolly dietro. Approfitta e riporta in break la sua squadra. 8-6. Servizio spin. Out Out. però. Carica forte il giocatore del Palermo. 8-7.
pronto al servizio, quindi Antonio Melara. Jolly che è partita con lui al servizio questo set. Adesso nuovamente il suo turno. Bella questo servizio sul libero. La gioca però bene il Out. Palermo. Out questo colpo. E pareggia la Jolly 5 Frondi. Oggi è tornato anche il replay disponibile. Ancora buona la battuta che mette in difficoltà il Palermo, ma è altrettanto buona la giocata vincente dei padroni di casa. Con questa schiacciata da posto 2, 9-8, passa di nuovo in vantaggio il Palermo. Ha battuto bene Antonio Melara. Servizio ancora spin. Attacco centrale della Jolly con Vaiana. Risponde C'è il numero tocco. 10 Lombardo. C'è il tocco del muro della Jolly. 10-8. Ancora servizio spin. Stavolta si ferma sulla rete, però è Jolly che si riporta a -1. All'opposto Orlando al servizio, salutiamo la famiglia Orlando che ci segue, Sì, mi la ha zia, mandato proprio poco fa un un messaggio. messaggio. Sì. Un carissimo saluto dalla famiglia Orlando. E Si lo ferma però ringraziamo. sulla Sulla rete rete si la sua ferma, sì. battuta. Oggi abbiamo anche altri saluti da fare, Gabriele. Non ti ricordi? Ci stanno seguendo dalla Villetta. Salutiamo tutti Giusto, quelli che salutiamo il sono alla chiosco. Villetta a Cinque Frondi. Servizio Palermo. Con Blanco. Riceve Dionisio Di Pasquale bene. Degli esposti Ah, dietro per Peppe Orlando che carica forte il colpo. Non trova il tocco del muro. E va via il Palermo 12-9. Ancora Blanco al servizio. Uff, brutta ricezione qua della Jolly. Vediamo se ci mette una pezza Matteo Bonati. C'è la copertura del Blanco. Degli esposti. Cerca di alzare questo pallone. Ma non c'è una buona copertura dietro. 13-9. Slancio del Palermo. Avanti di 4 punti. E infatti mister Tonino Chirumbolo chiama timeout, il primo di questa partita qui al Palaureto. Facciamo un giro di panchine. Vediamo inquadrata la panchina della Jolly con mister Tonino Chirumbolo che dà le indicazioni ai suoi. Ed ecco qua invece la panchina del Palermo. Squadra guidata da Ferro e il vice allenatore Renda. Tredici 9. Blanco al servizio. Su Matteo Bonati. Matteo si propone. È out.
No, c'è riuscito il pallonetto, tocco, ma si distende bene a fondo campo Dionisio Di Pasquale, attacca Matteo Bonati, Oh, troppo arretrata la palla ed è out. pallone arretrato, sì, infatti colpisce male il giocatore del Palermo. Era anche un pallone un po' al limite della doppia. 14-10 al servizio per la Jolly. Matteo Bonati. Pallone flottante, molto teso, ricevuto bene dal Palermo. Oh, smanaccia, tocco, Manaccia c'è tocco, sì. tocco. L'attacco di Lombardo, se non mi sbaglio. 15-10 qui Io non li al vedo i Paloreto. numeri. Sì, sono scuri. Sì, sulla maglia verde risultano, non sono ben leggibili da qua sopra. Non abbiamo preso neanche le posizioni, quindi un po' dobbiamo quadrare ancora. Pallonetto vincente di Dionisio Di Sì, palla Pasquale. piazzata di Dionisio. Adesso 15-11. Ed è pronto Walter Vaiana al servizio. Anche il suo è un pallone molto flottante, non ricevuto bene. C'è Tenapezza, l'alzatore del Palermo. Dionisio Di Pasquale carica a tutto Sutera, braccio, buona la copertura, bravo doppia. Sutera. E qua, sì, palese la doppia. 15-12. Stavolta una buona costruzione della Jolly. Partito tutto dal servizio di Vaiana, conclusa poi con la schiacciata di Dionisio Di Pasquale. Poi vabbè, l'errore individuale del Palermo. 15-12. Ancora Vaiana al servizio. Tesa, Sì, stavolta riceve bene il Palermo. primo Attacco tempo. centrale. Deve essere un po' più attenta la Jolly su questi palloni. Ha saltato Antonio Melara, ma non ha potuto bloccare questo attacco. Tu riesci a leggere chi è? Chi batte ora? 16-12, Dionisio Di Pasquale ha ricevuto Pipe, Pipe. bene Bravo Sutera. Sutera. Sì. Oh, Pallone spinto. Recupera Bonati. Dionisio, l'esperienza prova a beffare gli avversari. Pallone che poi resta tra le mani di Peppe Orlando. 16-13. 17-12. Io Giusto, sì, 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 sì. Dionisio riceve ancora per la Jolly. questa volta Ancora lui carica ma all'attacco. c'è il muro. Su Si Tera. ricostruisce, primo tempo. Olè! Pallone Riescono in qualche recuperato. modo a riprendere la palla. Per poco non ci arriva Peppe Orlando su questo pallone. Dopo il Sì, tocco del muro. sporcato dal muro questa schiacciata del Palermo. Altro time out chiesto da mister Chirumbolo. 2 di 2 per la Jolly. Vediamo mister Chirumbolo a colloquio con i suoi.
Servizio Palermo dopo il timeout della Jolly, sempre su Dionisio Di Pasquale. Peppe Orlando chiamato in causa, è buona la copertura. Duello aereo, pallone che torna nel campo della Jolly, un po' di confusione qui su Tera. Attacco su Matteo Bonati, degli esposti, cerca e trova ancora Dionisio Di Pasquale, attacco out. Peccato. Attacco out. E vola via il Palermo, 19 sì, troppi errori. a 12. Confusione in campo. Sì. Un po' imprecisi qua i giocatori della Jolly. Riceve ancora Dionisio Di Pasquale, attacco centrale, forte di Melara, copre bene il Palermo qui. Però si coordina malissimo il numero 9, questa volta Simanella, abbiamo visto bene. Forse ha avuto una piccola indecisione qui, al momento dell'attacco. Luca degli esposti, Jolly in +1. Attacco centrale vincente. Ottima giocata del Palermo con questo primo tempo. 20 a 13. Solitamente al centro nel Palermo c'era un ragazzo che faceva molto male alla Jolly, che saluto se ci sta guardando, Paolo Gioele Brucia. Degli esposti all'indietro per Dionisio Di Pasquale. Anche questo è out. Anche questo è out. Cercava il tocco Dionisio, ma le mani del muro non sono state toccate dalla palla. Era davanti all'arbitro. Quindi servizio Palermo. Riceve Fabio Remo, non benissimo. Dionisio Di Pasquale, monster block del Palermo. Muro dolomitico qua. 22 a 13. Out, questa volta il servizio. Si ferma questa serie. Dionisio Di Pasquale al servizio. Che temperatura c'è qui a Palermo, Gabriele? Non lo so, ma fa caldo, era previsto temporale. E invece copre la Jolly su questo attacco. Peppe Orlando non forza l'attacco. Muro della Jolly è in. Il muro della Jolly è in. Senti l'urlo di Antonio Melara, che vuole caricarsi così. 22 a 15. Antonio Melara, classe 2003. Ed è solo da 3-4 anni che gioca a pallavolo. Siamo al primo tempo. C'è Melara che si porta via. Peccato. La rete. No, ce l'abbiamo già, 5 pronti. Aveva presa Luca degli esposti. 23-15. Servizio Palermo ricevuto da Fabio Remo. Copre Dionisio Di Pasquale. C'è un'invasione ulteriore. Matteo Bonati. Sì, 24-15. Altro errore della Jolly. E set point per Palermo. Lunga. Out, sì, facilmente leggibile questa traiettoria. 24-16, annullato il primo set point. Non ho visto un Palermo irresistibile. No, questo no. 24-16. Antonio Melara al servizio. Tesa? Sì. Pallone mandato nell'altro campo. Tempo. Prima intenzione, come si dice, Gabriele? Sì.
E il primo set va a Palermo 25-16. Forse poteva fare qualcosina in più la Jolly in questo set. A punto nei primi punti. Appunto, nei primi punti, per l'appunto. Ma alla fine ha preso un netto distacco il Palermo, molti gli errori della Jolly. Uno a 0 qui al Palaureto di Palermo. Abbassa il master che andiamo in saturazione. Abbiamo preso la scossa. E vediamo chi sta giocando oggi. E Chi c'è? vedi, Chi c'è? Vediamo, vediamo. giornata, aspetta te la mando io. Prendiamo un po' di confidenza con i comandi. Eccola qua, la Eccola. seconda giornata. Volley Catania contro Raffaele Lamezia. Leto Ianni ospita la Tonno Callipo Calabria Vibo Valencia. Siracusa invece gioca in casa contro Catania. Gupe Volley Catania contro Costa Dolci Papiro. Palermo contro Cinquefrondi, la stiamo vedendo. Partinico contro Aquila Bronte Catania. Vediamo invece i risultati della scorsa giornata. Pronti? Eccola qua, Raffaele Lamezia contro Siracusa ha vinto 3-0. Abbiamo seguito Letoianni contro Cinquefrondi, vince Letoianni 3-0. Poi la Tonno Callipo ha perso per 1-3. Catania contro Palermo 3-0. Bronte Catania contro Cupe Volle Catania 3-0. Costa Dolci Papiro contro Catania 3-0. Vediamo contro chi sono impegnate le squadre nella prossima. Subito, Specie. vostri ordini. Eccola. Eccola qua. A Tonno Callipo Calabria affronterà la Jolly Cinquefrondi, derby calabrese, poi Siracusa contro Catania, Raffaele Lamezia contro Gupe Catania, Catania, Universal questa volta contro Letoianni, Costa Dolci Papiro contro Partinico e Bronte Catania contro Palermo. Quindi Palermo la prossima contro Aquila Bronte Catania. Sono quante squadre sono di Catania? 4 se non mi sbaglio. Quindi quasi Siamo ad una ogni Catania. giornata c'è un derby. Quindi prossima giornata per la Jolly al Pala Pala Valencia. Valencia ritorneremo con la regia di Annalisa che verrà a trovarci per un paio di giorni e quindi avrete i replay fissi, non come quello che sto facendo io che ogni tanto non mi parte il ditino. Sicuramente un po' più di organizzazione ce l'avremo. Diciamo che non è facile in due gestirsi tutto. L'abbiamo fatto altre volte in due, però sempre meglio in tre. Sì. Squadre nuovamente in campo, Jolly in campo con la formazione iniziale, sì, c'è Antonio Melara, poi Peppe Orlando opposto, Fabio Remo, Bonati, Dionisio Di Pasquale, Walter Vaiana, Luca degli Esposti. Partirà al servizio Palermo con il numero, non si legge nulla. Se magliette verdi numero 1, o Firriolo. 1-7. C'è una Numero stanghetta. 7, Grusner. Bene, ci dobbiamo portare una telecamera e fare un primo piano della maglietta. Sarà 1? Non lo so, non ti so dire davvero. Matteo Bonati. L'opposto però si ferma sul nastro questa prima schiacciata del secondo set. Quindi primo punto al Palermo in questo set.
1-0 per i padroni di casa. Riceve ancora Matteo Bonati degli Esposti, cerca l'attacco di Dionisio Di Pasquale, attacco sporcato dal muro avversario, ma comunque efficiente. 1-1. Walter Baiana al servizio. VV con la sua numero 5, lui che è di casa qui, Eh sì, abita ad un'ora a Prizzi, e salutiamo tutti quelli che lunga. ci seguono da Prizzi. Intanto lungo il suo servizio passa nuovamente in vantaggio Palermo 2-1. Riceve Dionisio Di Pasquale, Luca degli Esposti, trova la pipe di Matteo Bonati, si aiuta con il nastro, pallone non Out, preciso e infatti lunga, ha dovuto colpire col pugno questo pallone. Il giocatore del Palermo. 2-2. E la Jolly torna in +1. Luca degli Esposti, pronto al servizio. Gioca Palermo con questo money out. 3-2. Se ci sta ascoltando qualcuno del Palermo, la prossima volta per favore numeri bianchi che sulla maglia verde numeri neri non non sono vanno piccoli tanto quelli davanti, d'accordo. quelli dietro li vediamo solo quando si girano. Sono quelli sul pantaloncino bianchi. Dionisio riceve Luca degli Esposti dietro per Dionisio Di Pasquale, viene murato nuovamente ed è 4-2, altro break del Palermo. Gabriele, il numero sul pantaloncino non l'avevo proprio visto. E quello si legge, Gabriele. Quindi era il numero 1 e non il numero 7, già una cosa. Degli Esposti per Peppe Orlando, è È out, out, è ha out. tentato un lungolinea. 5-2. Bisogna sistemare un po' la mira. Solo che ce l'ha sulla gamba destra e noi siamo dal lato sinistro. Primo tempo di Melara sbucciato. Muro della Jolly. Buona la Primo copertura. tempo. Ah, peccato. Qua prontissimo Palermo sulla copertura. Molto meno la Jolly. Sì, non... time out Jolly. Manca la copertura. 6-2. Squadre che tornano in campo qui al Palaureto. Palermo 6, Jolly 2. Secondo set 1-0 per Palermo. Dionisio Di Riceve Pasquale. Dionisio. Si propone anche per Buona l'attacco, per questa volta Dionisio. in. Fa bene al morale a questo Si punto. sblocca. Sì. Finalmente riesce a trovare la via, trovare il buco. No, la via gioca in Serie A.
6-3 ed è proprio Dionisio Di Pasquale ad andare al servizio. Buona la battuta, pallone che torna nel campo della Jolly, ne approfitta. Se non mi sbaglio ha saltato Matteo Bonati. 6-4. Guardalo nel replay. Sì, ha saltato lui. Ancora Dionisio Di Pasquale al servizio, sempre da fondo campo, sempre con il suo salto. Stavolta riceve bene Palermo, muro della Muro. Jolly. Andiamo di nuovo, no, stavolta da posto 4, altro muro della Jolly, Oh! pallone che torna Questa era però real. Questa nel qui, campo di là. questa è. E stavolta non basta la copertura del Palermo. Al limite del 6-5. fallo quello di prima, Sì. Gabriele. Pallone che ha rimbalzato sul nastro, il giocatore del Palermo si è distaccato dal muro e poi la copertura non c'è stata. 6-5. Dionisio Di Pasquale ancora al servizio che sta mettendo un po' in difficoltà gli avversari. Degli esposti a difendere. Out Lunga. ancora. Tenta di fare la manicure Orlando, ma non ci riesce. Peccato, stava ottenendo una bella serie la Jolly. Non doveva spezzarla. 7-5. Riceve Matteo Bonati negli esposti proprio per Matteo Bonati. Bravo. Ottimo il suo attacco. 7-6. Anche a Matteo mancava il colpo. È arrivato. Antonio Melara al servizio. È lunga. Out. Sembrava scendere di colpo il pallone. Così non è stato. 8-6. Palermo al servizio. Spin. Si aiuta con il nastro. Buona la ricezione di Fabio Remo. E buona anche la schiacciata. Ancora lui, Matteo Bonati. Si riporta dietro di uno. A Jolly. Peppe Orlando al servizio per la Jolly. Vedremo se tenterà la spin. Sì, salta. Stavolta è buona. C'è il Primo libero tempo del per Blanco Palermo. che tenta un pallonetto, ma c'è buona copertura. Costretto al palleggio poi giocatore del Palermo. Bonati per la Jolly. Pallonetto, copertura di Vaiana. Negli esposti stavolta cambia lato per Orlando che è 4 però. Non riesce a scavalcare la rete in questo caso. Non trova il tocco del muro. Peppe Orlando. 9-7. Cambio per la Jolly. Esce Peppe Orlando. Entra Massimiliano Lopetrone. Lopetrone quindi in posizione di Opposto. opposto. Forse. Sì, Mi sa che l'opposto lo fa Dionisio. Dionisio. Tanto Blanco, Giovanni al servizio. Proprio sul nuovo entrato. Duello aereo e non arriva Dionisio poi su questo pallone. Brutta ricezione della Jolly. 10-7. Ancora Blanco al servizio. Massimiliano Lopetrone preso di mira. Ah, tutto braccio Dionisio Di Dionisio Pasquale. arrabbiato. Una pipe. Non è pipe perché non è partito Da dietro, da la dietro. seconda Sì, linea era, sì. non era al centro, mi pare. Boh.
10-8. Vuole accorciare le distanze la Jolly Cinquefrondi. Adesso ci prova con Matteo Bonatti al servizio. Pallone Esa, molto teso. Giocato buono. Numero perfettamente da 8, Palermo. Banaus. Banawas. Ditemi voi. Sì, anche nel Palermo due vecchie conoscenze. Banawas e Grusner. Sì. Lopedrone stavolta riceve bene ed è ottimo Ebbene, l'attacco Vaiana. centrale di Walter Vaiana. Nono punto per la Jolly Cinquefrondi. Walter Vaiana al servizio. Ah, stavolta si Ah, ferma sulla rete questo servizio. Non mette proprio forza Walter Vaiana. 12-9. Non c'è arena quest'oggi nella Jolly Cinquefrondi. Dionisio Di Pasquale. Attacco centrale di Melara. Pallone che torna nel campo del Palermo. primo tempo. È in. È Riesci a in. mandare tu il replay perché mi si è bloccato il tablet. Io ogni tanto sbaglio e metto il punto a noi. 13-9. Jump float. Degli sposti Oh. rimanda di là e il Palermo rimanda di qua. Schiaccia, quasi recuperato con i piedi il pallone, ma alla fine punto della Jolly. 13-10, richiamato dall'arbitro il capitano Dionisio Di Pasquale, arbitro dell'incontro Per il signor D'Argenio D'Argenio Alessandro, e secondo Bonomo arbitro Bonomo Andrea. Andrea, sì. Solo richiamo verbale Sì, per la per la Jolly. protesta su quella palla. Servirebbe magari un po' di Luca, spinta del pubblico per la Jolly. Muro Jolly, c'è la copertura ottima. Alzata poi del libero. Muro ancora della Jolly. Fabio Remo, alzata indietro. Un pallone un po' arretrato per Dionisio. Schiaccia forte lo stesso. E buona. stavolta il muro della Jolly non c'è. O perlomeno è stato bravo lo schiacciatore Sì, del Palermo a trovare la retta via. 14-10. Servizio Palermo. Tocca il nastro, ci arriva Fabio Remo e poi giustamente approfitta il centrale del Palermo per saltare e mettere a segno il punto. 15-10. Non riesce ad accorciare le distanze la Jolly Cinquefrondi. è È in. in, è in. Palesemente in questo servizio. 16-10. Lascia sfilare Dionisio Di Pasquale, abbiamo rivisto il replay. Legge male la traiettoria del pallone. Ancora in quella zona del campo. Dionisio si propone per l'attacco. Viene Buona. messo a segno. Questa volta è buona. 16-11.
proprio Dioniso Di Pasquale ad andare al servizio per la Jolly, autore dell'ultimo punto. Chiama intanto formazione Capitan Blanco. Ci sta, deve spezzare il ritmo della Jolly. Il silenzio del Paloreto ad accompagnare il fischio dell'arbitro. Batte adesso Dionisio Di Pasquale, buona la ricezione, buono anche il primo tempo che colpisce in pieno Luca degli Esposti, pallone che poi finisce out, quindi 17° punto del Palermo. Forte su Massimiliano Lopetrone che li riceve bene, Lopetrone con il pallonetto, ci arriva il giocatore del Palermo, tocca il muro della Jolly, Fabio Remo, poi ancora Si Lopetrone chiamato in insacca. pausa, in causa, eh, segna il 12° punto della sua squadra. Anche in questo caso il muro del Palermo un po' staccato da rete, pallone che si è insaccato. Stavolta è la Jolly a chiamare formazione con il capitano Dionisio Di Pasquale. Melara al servizio. Basso questo pallone, pallonetto, copre degli esposti dietro per Dionisio Di Pasquale. Matteo Oh! Bonati, no, le cade la palla davanti dopo il muro del Palermo. Un po' di cattiveria in più, magari, per la Jolly. Sembrava si insaccasse il Sì. pallone, invece poi è ritornato danzato sul nastro mentre Matteo Bonati cadeva all'indietro, quindi non è riuscito a slanciarsi sul pallone. 18-12, netto lo slancio del Palermo. Tutta spin, riceve bene Fabio Remo. Bravo Buona, qui Matteo si Matteo. rifà immediatamente. 18-13. Massimiliano Lopetrone al servizio. Abbiamo visto l'anno scorso con un paio di spin sue. Stavolta va Quindi out. 19° punto del Palermo. Riceve Massimiliano Lopetrone dell'esposto attacco centrale di Vaiana. C'è la copertura di Lopetrone. Bonati schiaccia, non salta il muro del Palermo. Salta invece quello della Jolly che tocca anche il pallone. Ed è mani out conquistato dal Palermo, 20-13. stavo dicendo, No, mani non chiama in. timeout, eccolo. Eccolo, il secondo timeout chiesto dalla Jolly 5 Frondi da mister Chirumbolo. A me sembra il primo questo. In questo set è il primo. 20-13. Intanto vi ricordo di passare dalle nostre pagine social Facebook e Instagram Edicola di Pinuccio. Iscrivetevi al canale YouTube e attivate la campanellina per ricevere tutte le notifiche su dirette video. Seguite il nostro sito www.edicoladipinuccio.it. Blanco al servizio. Blanchito. Riceve Massimiliano Lopetrone, pallone sulla rete. Degli esposti, fa quel che Non l'ho può. capito. Tutto facile per Palermo. 21-13.
Lo Petrone non riceve bene, quindi free ball, molti gli errori della Jolly. Pallonetto, si tuffa Matteo Bonati, ma non riesce ad arrivare in tempo. 22-13. Jolly surclassata. Servizio teso, riceve Fabio Remo, schiaccia poi Matteo Bonati. Costruzione del Palermo. C'è Dionisio Di Pasquale, attacca Bravo invece Matteo Matteo Bonati. Bonati per il 14° punto. Proprio Bonati ad andare al servizio per la Jolly. E si Si ferma ferma sul sulla rete. nastro. (23-14). Jolly troppo imprecisa, manca la cattiveria. Riceve ancora Max Lopetrone, Dionisio, È tutto il out. braccio, ma è out. 24-14. Set point. 10. Set point, Gabriele. Forse la Jolly vuole tornare a casa in fretta. Forte l'attacco centrale, Oh, bellissimo il recupero del Palermo. Vaiana, stavolta è Dionisio Di Pasquale. Monster block del Palermo. 25-14. Si chiude anche questo secondo set qui al Palaureto. Primo set chiuso 25-16. 16. E adesso 25-14. Due a 0 quindi qui al Palaureto di Palermo. Jolly che a Letojanni aveva mostrato qualcosina nel secondo set, infatti ha dato filo da torcere ai padroni di casa. Secondo set che è terminato poi 25-23, che ha dato qualche segnale positivo, no, alla squadra. Squadra che oggi sembra non essere scesa in campo. Palermo infatti non si sta sforzando più di tanto.
Di nuovo squadra in campo qui al Palaureto di Palermo. È una bella struttura il Palaureto. Sì, stavo ammirando le travi in legno. Tribune abbastanza spaziose. Lo Petrone al servizio. Squadre in campo e l'unico cambio è nella Jolly che schiera Lo Petrone al posto di Peppe Orlando. Per il resto formazione uguale anche nel Palermo. Subito il Palermo 1-0 per i padroni di casa con questo attacco da posto 2. Abbiamo rivisto anche il replay. Qualcosina da sistemare nella Jolly. C'è il recupero del Palermo. Vediamo se il pallone torna nel campo della Jolly, ma no. E approfittano i giocatori del Palermo per fare il quarto tocco. Ormai lo poteva lasciare, poteva cascare sul nastro e rientrare, ma No, la palla era dall'altra parte. No, era nel campo loro, Sì. quindi non si poteva fare nulla. 1-1. Walter Vaian al servizio, Jolly che parte di nuovo al servizio con i centrali. Pallone spinto, lascia sfilare Dionisio Di Pasquale. Passa in vantaggio la Jolly. Forse è il primo vantaggio in tutta la partita. Sì. Walter Vaiana ancora al servizio. Teso, sì. Attenzione al primo tempo. Qua poteva alleggerire il colpo il muro. Ma non c'era. Ha saltato Peppe Orlando. Peppe Orlando sta giocando Al posto centrale, al suo posto. Sì. Peppe Orlando centrale, viene subito chiamato in causa. Mani out. 3-2 per la Jolly, quindi non è uscito Peppe Orlando, ma è uscito Antonio Melara. È rientrato Peppe Orlando al posto di Melara. È in posizione di centrale. Siamo persi il cambio. Sì, no, è entrato a inizio set, quando le squadre sono rientrate in campo. Recupera qui il pallone il Palermo degli esposti, cerca e trova Matteo Bonati. Recupera anche questo il Palermo. Pallone che però si ferma sulla rete. 2-4. Primo break della Jolly in questa partita. Degli esposti al servizio. Riceve non bene il libero. Bravo Matteo. Bravo Matteo che mette la palla a terra. E rivediamo anche il replay. Sutera sbaglia e regala un pallone d'oro alla Jolly che è avanti di 3. Ed è time out. Il primo di tutta la partita del Palermo. Per coach Ferro. Qui stiamo vedendo la panchina della Jolly. Ora quella del Palermo. Vediamo se coach Ferro ha qualcosa da dire ai suoi. Sicuramente adesso gli avrà detto di stare attenti al centro con Peppe Orlando. Giuro, l'ho sentito io, eh. Si scherza. 2-5 degli esposti al servizio.
Attacco centrale, pallonetto, ci arriva degli Esposti, il pallone recuperato dalla Jolly. Fabio Remo rimanda di là in bugger rovesciato. Ancora attacco centrale, Vai! peccato, peccato. C'era arrivato anche su questa Luca degli Esposti. Sì, ma non hanno seguito l'azione, dai. Forza, forza, un po' più di attenzione. Era girato di spalle qua Peppe Orlando. Non ha visto il pallone. 3-5. Bisogna asciugare il campo. Adesso Palermo al servizio. Con Giovanni Blanco. Andiamo su chi batte. Su Matteo Bonati che riceve bene e... oh. Ok. E Orlando ritornando nel suo ruolo principale, ruolo nativo. Si è visto, è tutta un'altra cosa. Tutta un'altra cosa. 3-6. C'è da rivedere allora gli schemi in settimana. Sì. Ah, qua si ferma sul Mamma. nastro la battuta di Matteo Bonati. Torna a -2 il Palermo. Non riceve benissimo qui Matteo Bonati. Costretto poi al bugger degli Esposti. Free ball, vediamo come la sfrutta il Palermo. La sfrutta da posto 2. Bravo. Tiene Fabio Remo. Dionisio Di Pasquale chiamato in causa, ma il Palermo prende anche questa. Pallonetto. Legge bene Fabio Remo. Ancora c'è chiamato in causa Dionisio Di Pasquale. Copre bene Palermo. Ed è Oro. Monster Block. E di chi se non di Peppe Orlando, che sta tirando fuori il meglio di sé. 4-7. Peppe Orlando adesso il servizio. Prova la spin che c'è, ma tiene bene Palermo con il suo libero. Pallone poi messo a terra. 5-7. Sì, sporcato questa palla dal muro che non era invasivo. Fatto la mimica, ha mimato il mister di tenere le mani più invasive possibili. Intanto Lopetrone palla, c'è Sì, il muro tocca la rete. c'è un tocco appunto della rete del Palermo. 5-8. Dionisio Di Pasquale al servizio. Finalmente mi sento in cuffia. Dall'inizio della partita che non mi sento. Vabbè, non c'è neanche tanto bisogno perché ci sentiamo. Oh, Siamo intanto vicini. Ace. Ace di Dionisio Di Pasquale. Ace sporco. 5-9. Cambio nel Palermo. A vedere chi entra. Boh. Vedo che c'è il codino, il numero 5. Può essere il numero 5? Ferro? Se si gira. Presumo di sì. Allora, d'ora in poi dobbiamo munirci di binocolo. Non riceve bene qui il Palermo. Ci Mamma ha che ha messo una pezza fatto. l'alzatore. È Max, out, ma Max c'è però tocco? out. Ma c'è... Non c'è tocco? No, no, E io non ho mandato il replay, quindi non lo vediamo. Te l'hai l'ho mandato mandato tu? io. Bene. È un po' impossibile vedere, ma no, non c'è, no. Il pallone era molto alto. 6-9, si riporta a -3 il Palermo. Col numero 8. Sì, era entrato il numero 5 comunque. Banawas, giusto? Sì. L'8 si riconosce sul pantaloncino. Pallone Se molto corto, arriva mamma, Fabio mamma, Remo, degli mamma. esposti per Lopetrone. Max! Max! Lopetrone.
vado al massimo. 6-10. Proprio Lopetrone ad andare al servizio mentre ha chiamato formazione Blanco. Quindi deve aspettare a battere. Si sente la voce di mister Tonino Chirumbolo. Parla con i suoi davanti. Buona! Spin Out, peccato. di poco. Di poco, sì. Di poco. 7 i punti del Palermo. 10 quelli della Jolly 5 Frondi. Spin anche per il Palermo. Riceve Fabio Remo, pallone che torna nel campo del Palermo. Buona la copertura degli esposti. Alzata in bugger per Dionisio Di Pasquale. È andato un po' in controtempo Dionisio. Carica troppo. È ottavo punto per il Palermo. Cioè, il pallone era troppo avanti per lui, quindi ha deciso di caricare il colpo. Sì, perché ora Dionisio è un opposto. Sì. È in! È in. Scende all'improvviso questo pallone. Ecco i 9-10. momenti. È più o meno simile a prima, questa battuta. Prima Remo l'ha presa, adesso decide di far sfilare il pallone. Vediamo, stavolta sulla rete. Può respirare la Jolly, che torna avanti di 2. Walter Vaiana al servizio, riceve Palermo. Attacco da dietro, Moser, Ed block è della Jolly. Bonatti e Orlando saltano al tempo giusto, al momento giusto. 9-12. E adesso si fa sentire anche Fabio Remo in campo. Anzi, dalla panchina in questo momento, perché giustamente c'è il centrale in battuta, Walter Vaiana. Nove a 12. Servizio molto scende! teso. Altro ace sporco della Jolly. Scende questa palla. Sì, su Tera. Arriva impreparato su questo pallone. Ancora Walter Vaiana al servizio. Vediamo se di nuovo quella posizione del campo. Stavolta riceve bene il Palermo. Il nuovo entrato schiaccia. Matteo Non può Bonati costretto fare... a pallonetto. Facile la costruzione per Palermo. Primo tempo. Walter Vaiana da fondo campo. Alzata per Dionisio Di Pasquale, che non schiaccia benissimo questo pallone. Monster block della Uro! Jolly è in davanti agli occhi del secondo arbitro. 9-14. Time out chiamato dal Palermo. E abbiamo visto anche il replay, come è caduto lì questo pallone. Un po' in difficoltà qui il Palermo. 9-14, già 2 time out chiamati. E comunque sto notando che i giocatori della Jolly stanno arrivando sui palloni. Stiamo vedendo gioco che non abbiamo visto nei primi due set. Sì. Walter Vaiana al servizio. Ancora lui.
preso di mira quella zona del campo, pallone recuperato dalla Jolly, schiacciato Bravo da Matteo Matteo! Bonati, schiacciato da Matteo Bonati. Ok, va bene così. Buono il recupero della Jolly con Dionisio Di Pasquale. Tocco del muro avversario, pallone che cade nel campo del Palermo. 9-15. Ancora Walter Vaiana al servizio. Massima concentrazione. Si ferma sul Stavolta si ferma nastro. sulla rete. 10-15, quindi il punteggio. Quanto è stata lunga questa serie positiva della Jolly? Fabio Poi te lo riceve per la dico. Jolly. Negli esposti al centro per Peppe Orlando. Pallone in, decisamente in. Non abbiamo mandato il Oh, replay. mi sono scordato. Vediamo se la vediamo. Oh, ce Sì, l'abbiamo. ce l'abbiamo. Oddio, è al limite, al limite. Secondo arbitro che stava il primo arbitro che stava mandando il braccio dal lato del Palermo, poi ha cambiato subito la decisione. Cartellino giallo intanto. Palermo, o entrambe le squadre? Sì, Sì, entrambe le squadre. ma non ha fatto niente Chirumbolo. Chiede spiegazioni Dionisio Di Pasquale. 10-16 il punteggio dopo il primo tempo di Peppe Orlando. Allora, dal replay ho visto che era molto al limite, va? Molto probabilmente era sulla linea questo pallone. Esatto. Il primo arbitro era indeciso, Il il secondo l'ha secondo era chiamato. lì. Poi c'è stata la protesta del Palermo. Sì. E poi cartellino giallo da entrambi i lati. Non era... Non è esagerato Sì. questo. Luca degli esposti al servizio. Riceve Palermo. Si ferma sulla rete la schiacciata del numero 10, Lombardo. 10-17. Ancora Luca degli esposti per la Jolly. Riceve il libero su Tera. Oh, stavolta sbuccia questo pallone Luca degli esposti. Non riesce a renderlo giocabile. Buona la schiacciata del Palermo. 11-17. Pallone flottante su Massimiliano Lopetrone. Un po' di confusione. Schiacciata, Oh! murata dal numero 10, mura 1, vincente di Lombardo su Matteo Bonati. 12-17. Blanco al servizio, teso, molto teso. Mamma mia, mamma. Mette in difficoltà la ricezione di Massimiliano Lopetrone, che poi colpisce Matteo Bonati. E pallone che schizza via. 13-17. Ancora Blanco al servizio. Riceve Massimiliano Lopetrone, preso di mira Dionisio Di Pasquale. Mani out per il 18° punto della Jolly Cinquefrondi. Eccolo qua, lo rivediamo anche nel replay. Buona costruzione della Jolly. Bravo Dionisio Di Pasquale qui ad ottenere questo mani out. E ora Jolly al servizio con Matteo Bonati. Su Sempre Sotera. sul libero, un po' in Oh, difficoltà. posto. Si Oh, insacca, ma... recupero con il piede. Non ci Pallone che arrivano, non finisce. ci arrivano. Sì, pallone che finisce in Finisce... tribuna.
Questo tentativo di piede, Peppe Orlando eh sì, aveva recuperata con il piede. Meno 4 del Palermo. Firriolo al servizio, più uno per il Palermo. Matteo Bonati riceve degli esposti attacco centrale. Bravo, Peppe Orlando, mani mamma out. mia. Altro mani out. Ma forse gli ha fatto bene, sai. 14 a 19. Cioè, fare l'opposto, c'è il braccio più veloce, Sì, più forte, schiaccia come se fosse l'opposto, hai visto? sì. 14 a 19 ed è proprio l'autore dell'ultimo punto della Jolly ad andare al servizio. Peppe Orlando, hashtag 19. Spin per lui. Buona, Buona ma buona anche la la risposta. ricezione, tocco del muro, c'è un'invasione però, Fallo. peccato, peccato. 15 per il Palermo, Il muro è in 19 per la discesa, come Jolly. avete visto nel replay. Lombardo al servizio per il Palermo su Matteo Bonati. Dionisio Di Pasquale, Murato, Murato, Monster monster Block. block. Ferri, se non mi sbaglio, a murare. Numero 6? Numero 7? 5. Ferro. Ferro G. Servizio teso. Sempre su Massimiliano Troppo Lopetrone. vicina. Sì. Forse poteva scegliere Max. Dai Oh, pallone dietro. ragazzi. Eh sì, lo spiraglio giusto per il Palermo. Scoperta in quella zona di campo la Jolly. 17-19. E Time chiama out, timeout, eh sì. giustamente, sì, mister Chirumbolo. 3 punti consecutivi, 4 forse, del Palermo. 1, 2, 3, 4. 4-4. Aspetta. 1. No, no. Beh, non consecutivi, però comunque c'è una serie. Sono tre consecutivi. Servizio Palermo dopo questo timeout. Riceve bene Massimiliano Lopetrone. Schiaccia Cioè di anche. nuovo al muro. Mani. Sì, 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 non c'è il money out. Perché il pallone cade sulla linea. Ed è sotto il Palermo. 18 a 19. Eh, Più forza ci voleva. In questa schiacciata per fare uscire questo pallone fuori. Teso questo servizio. Difficoltà qua la Jolly. Dionisio a schiacciare. Ci mette una mano, ma c'è il fallo, c'è il fallo. C'è il fallo, sì, sì. C'è? Eh sì. Eccolo qua. Non è stato il pallone a toccare la rete, ma è stata la mano di Gaiano. Lopetrone, mi sa. Il Palermo riaggancia la Jolly. Con 2 cambi in campo. Ha ritrovato lo spirito giusto. Pallone molto teso. Stavolta riceve bene la Jolly. Chiamato in causa Dionisio. C'è il tocco del muro. E c'è invasione. Anche sì. Di nuovo in vantaggio la Jolly. 19-20. Dionisio Di Pasquale al servizio. Si prepara. Non sta più forzando Dionisio da un po' di tempo. Prende una rincorsa lunghissima, neanche una rincorsa, proprio da fondo campo. Come Cade. sempre. Bene Dionisio qui. Chiamato in causa anche per l'attacco.
Buona la difesa del Palermo. Ancora Dionisio Di Pasquale per la Jolly, Matteo Bonanni in bugger. Fabio Remo cerca un Ribollo da pallone quest'altra corto. parte ora, attenzione al primo tempo. Ha tentato la Jolly di prendere anche questa. Un po' difficile. Siamo pari. Sì, di nuovo pari. 20 pari. Manawas al servizio. C'è Massimiliano Lopetrone in bugger, la pipe vincente Bene. di Matteo Bonati, ancora Jolly in vantaggio. Bella. Max al servizio. Stavolta pallone Spin. flottante per lui. No, flot. Tocca terra, tocca terra. Ace per Massimiliano Lopetrone. Si aspettavano una 20 a spin. 22. Sì, invece cambia la rincorsa. Beh, il pallone l'ha lanciato molto più basso Sì. rispetto al solito, quindi Però erano arretrati. Ora se fa una... No, sì, di nuovo la stessa. di nuovo flot, sì. Si Oh, ferma, però molto, si molto, ferma molto sul corto. nastro, peccato. Di nuovo a -1, Palermo 21-22. Spin. Si ferma anche questa sulla rete. 21-23. Zona Cesarini si diceva una volta nel calcio. Walter Vaiana che cambia lato per la battuta. Quasi a fondo. Attenzione al primo tempo. Cade davanti a Walter Vaiana. Questo pallone è in ginocchio. Dai. Tonino Chirumbolo. Voleva prenderla lui questa palla. Attenzione al primo tempo. Era telefonato questo primo tempo. Avete rivisto anche nel replay, mister. 22-23. Ferro al servizio. Pallone teso su Fabio Remo, degli esposti dall'altro lato per Bonati. Può costruire le sì, Palermo. Oh. La testa di Peppe Orlando. Aggancio. 23 pari. Ancora Ferro al servizio. Out! Porta al set point la Jolly. Uno solo disponibile. 23-24. Con Luca degli esposti al servizio. Tesa. Regalo, regalo, regalo per la Jolly che vince il primo set di questa partita. E di questo campionato è la seconda. Di questo campionato, sì, giustamente, perché anche la scorsa 3-0 secco per le Taviani. Dai, che questo serve per il morale. Abbiamo Assolutamente. visto un terzo set giocato dalla Jolly, cosa che non abbiamo visto gli altri set anche la settimana scorsa. Settimana scorsa nel secondo e nel terzo set. Nel secondo abbiamo perso 25-23 contro le Toianni. Lì si è visto il gioco, lì si è visto il gioco. Visto, assolutamente. Però c'è stato un cambio abbastanza decisivo in questo set. C'è stato un cambio abbastanza decisivo che è stato quello di Orlando spostato al centro. Sì, ha dato il break iniziale con cui la Jolly poi si è giocato il set. Sì. Quei 5 punti
che poi sono stati comunque rimontati dal Palermo fino al testa a testa finale. Con Lopetrone schiacciatore, Dionisio Di Pasquale opposto, una nuova rotazione. Visto che Peppe Orlando non passava comunque nella posizione da opposto. Quindi ricapitolando, primo set 25 a 16, secondo set 25 a 14, terzo set 23 25, 2 a 1 per Palermo, ma la Jolly si fa sotto. Sotto c'è. Pronti per il quarto set? Sì, siamo tornati anche noi in postazione. Abbiamo sgranchito un po' le gambe. Squadra di nuovo in campo nel Palermo. Non è confermato Ferro, il numero 5, che torna in panchina. Dove lo vedi il numero? Per la Jolly invece confermata la formazione del terzo set con Orlando centrale, Massimiliano Lopetrone, schiacciatore e Dionisio Di Pasquale opposto, l'altro centrale Vaiana, degli esposti Remo e Bonati a completare il roster di questo set. 2 a 1. Cominciamo con P1. Bagger degli esposti, Dionisio Di Pasquale a tutto braccio per trovare l'asta dopo il tocco del muro. Quindi primo punto è della Jolly. 0 a 1. Matteo Bonatti al servizio. Vedi, prima la Jolly partiva con i centrali al servizio. Adesso con Matteo Bonati. Riceve Non è arrivato bene Vaiana. Olè. Pipe in È una pallonetto pipe di Bonati. che è poi diventato un pallonetto. Duello aereo vinto da Massimiliano Lopetrone, ma fa fallo. Fa fallo. È probabilmente invasione aerea. Non penso abbia toccato la rete. Non l'ho vista muovere. 1 a 1. Spin, sì. E si ferma. A rete. Ancora in vantaggio la Jolly. 1-2.
Vaiana al servizio. Out. È out, sì. Chiedono il fallo del muro della Jolly, i giocatori del Palermo. Eh sì, la rete si è mossa. Bisogna vedere come. In discesa. Probabilmente già il pallone era caduto a terra. 3-1 per la Jolly. Servizio ancora con Walter Vaiana. Oh. E beh, da una situazione di svantaggio il Palermo ottiene un ottimo punto. Perché il pallone era molto attaccato alla rete. 2-3. Fabio Remo riceve un'alzata degli esposti per Buona! Dionisio Di Pasquale. Ottimo il suo attacco. Altro break della Jolly Cinquefrondi. Bella l'alzata degli esposti, hai visto? Tu sei vicino, io sono lontano. L'ho vista prima. Ed è proprio Dionisio ad andare al servizio. Sempre da fondo campo. Oh! Era indeciso qui il numero 9 del Palermo. Se lasciarla sfilare. Un brutto errore questo. Bisogna andare decisi. 2-5. Arriva questo pallone. Pronto alla battuta Dionisio Di Pasquale. Molto corta. Pallone basso. Out. Poi l'attacco del Palermo. 2-6. Ed c'è il primo time out del Palermo. Giusto. Avanti di 4 la Jolly. È il minimo per Coach Ferro. Vediamo la panchina della Jolly inquadrata. Questa invece è quella del Palermo. Coach Ferro lì con la divisa di gioco. Numero 8. Numero? Il 6 penso abbia. Sarà il 6. Sì, Perché c'è sì, stato il sì. problema iniziale. Appena siamo arrivati, l'arbitro ha chiamato il Palermo, ancora partita ancora da formare, le squadre ancora negli spogliatoi, dicendo che c'erano 10 giocatori, giusto? Quanti erano? 12, 11, non mi No, ricordo. E 2 liberi, 11 insomma, più 2 mi pare. mancava un giocatore. 11 più 2 mi sembra che comunque si sta giocando. Ottimo il recupero di Fabio Remo. Poi costretto al bugger. Vai, Lopetrone. Buca il parquet qui. sì, Blanco. hanno perso. Insomma, mancava un giocatore. Mancava un giocatore nelle file del Palermo e quindi il giovane Ferro numero 6 Ha indossato la ha indossato la casacca. casacca per Riceve raggiungere il Max. numero legale. Bravissimo Bravo! qua Massimiliano Lopetrone. Ricce singolare, riceve e attacca. 3-7. Olle. Un pochettino arrabbiati. Un po' arrabbiato Blanco. Sì. Nelle file del Palermo. Un po' di Lopetrone al tensione. servizio. Buona l'alzata. Oh, Buono era anche in. l'attacco. Bella questa giocata del Palermo. 4-7 qui al Palaureto. Quarto set in corso.
Out il Out. servizio, lasciano sfilare i giocatori della Jolly. E torna a più 4 in 5 frondi. Spinna. Bello. E anche Sutera. Bello. Buona ricezione di Sutera e Sì. attacco. Costruzione e attacco. Per il Spizza il 5-8. muro della Jolly. Mani out. Matteo Bonati riceve degli esposti, No. rimanda di là, buona la Ma, copertura no. di Sutera, Ma c'era. attento. Gioca ancora il Palermo e stavolta è vincente il primo tempo. A -2, la formazione di casa. Lombardo al servizio. Oh! Recupera Matteo Bonati. Fabio Remo rimanda di là. Free Free ball. ball, primo tempo. Out. C'è il tocco, c'è il tocco. Ti ripassotto il Palermo. Prende fiducia. 7-8. -1 del Palermo. Vediamo se si carica nuovamente la formazione siciliana. Out invece Out. questo pallone e Jolly che torna a +2. Un po' impreciso il Palermo qui. Se prima ha sbagliato davvero poco il Palermo, adesso manca di precisione. Attenzione. Copre degli esposti, alzaremo. C'è il fallo E del c'è muro. invasione del muro del Palermo. In doppia cifra quindi la Jolly. 7-10. Del Luca degli esposti al servizio per la Jolly. E questa Muro, volta il Moser muro block. di Walter Vaiana Vaiana. che si apposta lì in attesa. Guardate nel replay il mister, guardatelo. Bellissima questa esultanza di mister Tonino Chirumbolo. Oh, brutta ricezione qui, la parata. E altro Terzo Monster muro. Block! Stavolta Matteo Bonati in coppia con Walter Vaiana. 7-12. Wow. Cambio nelle file del Palermo. Palermo. Esce il numero 1 Firriolo ed entra il numero 11 Sibani. Sembra un 11, sono due stanghette. Sì, Sì. ok, si è girato, l'ho visto. Più basso rispetto agli altri. Sarà lui il regista. L'alzatore, Il sì. regista del Palermo. Giustamente anche chiesta formazione. Ragazzi posizionati bene in campo, servizio degli Tesa. esposti. Eccolo. Attacco centrale vincente. 8-12. Dionisio Di Pasquale a tutto braccio sul muro avversario per il 13° punto della Jolly. Vai così raga, dice mister Tonino Chirumbolo.
8-13. Bisogna asciugare il campo. Tutto pronto, gioco che può riprendere Matteo Bonati al servizio per la Jolly. Molto teso. Recupera Palermo. Copertura a fondo degli esposti. Dai, ragazzi, ma dove guardate? Eh, Attenti. si poteva fare qualcosa in più. 9-13. Ha anche pestato. Pestato la linea, sì, su questa battuta spin. Appena entrato in campo, primo turno di battuta. Stesso punteggio dell'altro set, 9-14, 9-14. Walter Vaiana al servizio. Era forse un pallone out. No, no. Un po' di confusione qui nel Palermo. Free ball, vediamo come la sfrutta la Jolly. Da Dionisio Di Pasquale Muro. È Il presa. recupero, È presa. c'è un buco nel Palermo. Si risistema adesso. Attacco centrale, Peppe Oh, Peppe Orlando Orlando. riesce con la punta delle dita. Mi sa che si è fatta la manicure. 9-15. Ok, la Jolly c'è. Si è fatta forza dagli errori avversari. Beh, non stiamo macinando gioco, Sì. Gabriele. Loro stanno giocando come hanno giocato gli altri due set. Il No, Palermo sta facendo la Jolly nei primi due set. no, sta giocando come i primi due set. Siamo noi che nei primi due set abbiamo giocato Sì, male. ma ci sono anche un paio di errori nel Palermo. Oh, questa era una Oh, doppia palese, non ravvisata dall'arbitro. Matteo Bonati, muro in pipe. Muro ancora! oh! Ancora il muro della Jolly. Saltano Peppe Orlando e Dionisio Di Pasquale. 16° punto per il 5 Frondi. Cambio. Esce di nuovo il numero 11 Sibani al posto di Firriolo. Sì, ha fatto riposare un po' Firriolo. No, il 7, questo è Grausner. Quello che è entrato è Grausner. Era il numero 6. Firriolo era già in Sì, campo. sì, sì, sì. Dall'altezza penso sia... No, no, è un opposto. È opposto Grausner. Sì. Baiana al servizio. Tutto pronto. Tesa ma lunga. Arriva alla doppia cifra anche Palermo. Dopo questo errore al servizio 10-16. Occhio a questa, dice Chirumbolo ai suoi ragazzi. Pallone flottante, molto teso. Riceve bene Matteo Bonati. Degli esposti cerca Massimiliano Lopetrone a fondo campo e ci mette una pezza poi. Ha toccato Peppe Orlando No, o era Lopetrone? Lopetrone, era Lopetrone. Lopetrone. 10-17. Sì, Lopetrone. Bravo. Costruisce Palermo. Muro Mani Jolly che stavolta out, finisce stavolta out. a tutto braccio. Giovanni Blanco al servizio, il capitano, ex Jolly. Tesissima. Ed è in campo questa. Era una bella alzata di Luca degli Esposti, dove una cattiva ricezione
alzata ad una mano, primo tempo, Bello ma questo master c'era block. il muro. Sì. E giustamente la Jolly che era scoperta lì. Sì. Vedi, da una cattiva ricezione non si riesce a costruire bene. Ancora pallone su Matteo Bonati degli esposti all'indietro per Dionisio Di Pasquale Ma c'è difesa. del Palermo. Sì, ottima free ball. Vediamo come la sfrutta la Jolly. Un po' di confusione in campo. Mamma, mamma, mamma. Infatti. E poi Dai, dai, Lo Petrone ragazzi. out. Non si può. Si è fatto male. Eh, Si è fatto male? Ostacolato Luca degli Esposti Sì, al momento dell'alzata. Non è riuscito a trovare il momento giusto. 13 a 17. Caviglia di sì. Luca. Caviglia degli Esposti. Ghiaccio spray per lui. 13 a 17. Ha fatto di tutto per arrivare su quel pallone Luca degli Esposti. Era stato ostacolato dal suo compagno di squadra. Sembra tutto ok per ora. Ancora Blanco al servizio. Oh! Errore in Dai. ricezione di Massimiliano Lopetrone. 14 a 17. Sì, non riesce. Lo Petrone sulle battute di Blanco non ha difficoltà. E Blanco continua a martellare. Time Ferma out. tutto. Time out chiesto da Chirumbolo. Sì. Ancora ghiaccio per degli esposti. Squadra di nuovo in campo dopo questo timeout chiesto da coach Chirumbolo. Un timeout a testa in questo set, il quarto set. Teso questo servizio, ci arriva Matteo Bonatti degli esposti, buona lanzata per Lopetrone. Bravo Max, Si è bravissimo Max. arrabbiato Mas. Certo, dopo l'errore precedente. Due errori di ricezione, cattiva ricezione. Vediamo se Luca degli Esposti recupera. 14 a 18 e c'è proprio Lopetrone al servizio della Jolly. C'è Flott. Flottante per lui. Copertura di Lopetrone. Dionisio Di Pasquale chiamato in causa. Oh, La copertura anche del Palermo. Forte l'attacco. C'è il muro della Jolly. Bonati chiamato in causa. Fondo campo. Altra copertura. Bello lo scambio tra le due squadre. Olè! La prende Fabio Remo. Un pallone che schizza via. Non ci arrivano i giocatori della Jolly. 15 a 18. Grausner non ha bisogno di saltare. Sì, uno dei più alti del Palermo. Riceve Lopetrone, Bravo, bellissima bella. questa combinazione degli esposti con Orlando per il 15-19. Alzata con una mano all'indietro degli esposti a smarcare il muro avversario. È proprio Tanto. Peppe Orlando ad andare al servizio. Spin per lui. Forte il pallone che torna nel campo della Jolly. Bravo Eh, Matteo Bonatti a saltare.
e a non commettere fallo. 15-20. Ed è time out Palermo. Giustamente prende lo slancio adesso la Jolly e blocca subito tutto il Palermo con questo time out. Si era avvicinato il Palermo, era a -2. Poi per la Jolly 3 punti consecutivi. Per il +5. Squadre di nuovo in campo al Palaureto di Palermo. 15-20, 2-1 di set. Peppe Orlando al servizio per la Jolly. Spin di nuovo. Oh, io! Che male. Colpito e affondato. Ai ai ai. Preso degli esposti. 16-20. Paste. Visto che aveva tirato troppo avanti la palla. Sì. Riceve stavolta bene Massimiliano Lopedrone. La copertura, ma il fallo del muro. Il fallo del muro. 21 per la Jolly. C'è Palermo. Ha giocato da posto 4 la copertura di Fabio Remo. Matteo Bonati, bravo a tutto braccio ad ottenere il 22esimo punto. Ok, la Jolly c'è. Cambio in vista nel Palermo. Rientra Ferro. Numero 5. Esce Simanella, era il 9. È rientrato. Ferro. Che l'abbiamo visto nello scorso set questo cambio. Ha dato un po' una svolta al Palermo. Degli esposti. Centrale il Monster Block ancora della Jolly con Walter Vaiana. 16-23. Pronto un altro cambio. Fuori il numero 8 Banawas ed entra il numero, cosa c'è, un 14 su quella maglia? Un 14 Simanella, l'altro Simanella. Pallone giocato dal Palermo dopo la brutta ricezione. Fabio Remo costretto a spingere questo pallone di là. Out! È out il colpo. Errore di precisione qui. 16-24. Signori, Luca degli esposti al servizio. Jolly al set point. Teso questo servizio. Riceve bene però il giocatore del Palermo, la Pipe. Recupera Massimiliano Lopedrone. Ma c'è appestato. C'è un fallo e signori, sì. 16-25. Si chiude questo quarto set nel campionato. Se saranno 2, se sarà 1, sicuramente 1 è assicurato. E si va al tie break. Svolta la partita la Jolly Cinquefrondi. Da 2-0 per Palermo a 2-2. La mossa tattica di mister Chirumbolo, che ha cambiato la partita e le sorti
della Jolly qui al Palaureto. Come vi state sentendo a casa? Scrivetecelo, commentate su Facebook, sull'ultimo post dell'edicola. Se ci vedete bene, se ci sentite bene. Siamo ancora in fase di rodaggio con Renato. Secondo match. Prima di Letojanni erano 5 mesi. Erano passati 5 mesi da una partita di pallavolo trasmessa in diretta. L'ultima partita l'anno scorso, a maggio, fine maggio, con i playoff a Catania contro la Gupe. Una bella partita persa per 3-2, anzi no, al golden set. Che dire, tutto da giocare questo quinto set al Palaureto. Io non lo vorrei dire, ma è il palazzetto, è il palazzetto. Renato non c'ha la cuffia, adesso glielo ripeto. È il palazzetto. Sarà di nuovo 3-2. Sperando che questa volta non continuo la frase. Non continuo la frase. Ovviamente, vabbè, ci saranno anche tifosi del Palermo che ci stanno seguendo, no? Noi siamo i 5 fronti e la parte del tifo si fa sempre sentire, non possiamo farne a meno. Che ansia mi scrivono da Torino. Da Torino? Chi scrive da Torino? Chi abbiamo a Torino? La nostra regista. Settimana prossima a Vibo Valencia troverà queste novità, che lei non sa ancora che cosa c'è di novità. Ciccio Bonini ci scrive, chissà chi E è. chi è? Chi è? Si vede, si sente bene, squadra che torna all'antico vince, si ritrovano nei ruoli rodati. Sì, è vero. Pronto a rientrare in campo il Palermo, adesso anche la Jolly, fischia il secondo arbitro. Si va al tie break, signori, qui al Palaureto di Palermo, 2-2. Tutto pronto? Secondo controlla le informazioni. Grazie Raffaele per il commento che è arrivato. Gabriele sei sempre più professionale, trasmetti a Dio. Ciao, grazie. Anche Renato, giusto dire Gabriele e Renato, no? C'è Renato con me. Io no. Storico il 3-2 con il punto della palla caduta fantasma e l'esultanza. Non lo volevamo ricordare, ma lo ricordiamo. Siamo finiti su pallavolisti brutti quell'anno. Vabbè, la figura è stata fatta. E poi l'anno dopo altro 3-2 a favore del Palermo. Sempre qui al Palaureto. Si comincia. Da 2 anni, lo ricordo, l'ho ricordato a inizio diretta, da 2 anni che la Jolly non gioca in questo palazzetto. Prima per la sospensione del campionato, causa Covid, poi vabbè, Poi per la divisione dei gironi, dei quindi mini Palermo gironi non era con noi. E adesso di nuovo 2-2. Si controllano le formazioni qui al Palaureto e io voglio parlare a bassa voce perché c'è un silenzio, mamma mia. Ok, tutto pronto, Non ci sta in fischio questo di senso. D'Argenio. Ok, di Bonomo e si parte. Riceve Matteo Bonati per la Jolly dagli esposti. Per Matteo Bonati recupera la Jolly in bugger e anche Free degli ball esposti in bugger. per il Palermo, vediamo come la sfrutta. Muro Tocco del Jolly, la muro, ma copertura di c'è Dionisio. copertura. Degli esposti ancora verso Troppo Bonati. dietro per Bonati, ma ci mette comunque No! una pezza per noi. Sutera, Sì. fermo invece Ferri. l'altro giocatore, il numero 5. Ferro. Ferro. Che è Non ho stato fatto il confermato, replay, sì, l'hai Renato. fatto tu. Sì. Bene. È stato confermato Ferro in questo set. Ed è rimasto lì a regalare il primo punto per la Jolly in questo set.
Poi lo leggo questo commento, poi lo leggo. Dionisio, mani out. Si fa male qua il giocatore del Palermo. No, si rialza subito. Ha preso un colpo. Sì, una pestata di Dionisio. Sì, ma Però ovviamente Dionisio il piede involontaria. ancora ce l'aveva all'interno del nostro Sì, ha campo. chiesto anche scusa. C'è Avanti del stato un 2 la cambio. Jolly. Eh sì, è uscito Ferro. Rientrato il titolare che era. I don't touch. Io oggi non sono riuscito a memorizzare i nomi del Palermo. Perdonatemi. Attenzione. Mani out. 1-2 accorcia il Palermo. Mi dicevano da casa, bisogna cambiare il nome di questo palazzetto da Pala Oreto a Pala 3-2. E palla 3 a 2. E non gufate. Degli sposti al centro. Walter, Buona. Walter, Walter, Vaiana. 1-3. Ce l'avete presenti i calci di rigore? Sono questi. Nella pallavolo i calci di rigore sono sempre al tie break in questo quinto set. Matteo Bonati al servizio. Buona la giocata del Palermo, pallone spinto, bravo Matteo Bonati qua. Non Poco arriva in tempo Walter. reattivo Luca degli Esposti. Era comunque lontana la palla. Non c'è nessuno in posto 4, Gabriele. 2-3. Riceve Fabio Remo. Attacca Dionisio! Sfodera un colpo dal cappello Dionisio Di Pasquale. Guarda qui, si coordina benissimo. Fa i passetti laterali per un attacco micidiale. 2-4. Arrivano troppi complimenti da casa, non va bene questa cosa. 2-4. Vi ringraziamo, vi ringraziamo. Buona. Tesa. Muro Jolly. Dionisio si perde un po'. Out. Out l'attacco, non c'è il tocco del muro. Non c'è il Non tocco c'è, del no, muro. assolutamente, Pallone assolutamente. molto alto, 2-5. Assolutamente. 2-5. Assolutamente, era altissimo. C'è il replay, chissà se Sì, si sì, vede. l'abbiamo visto. Potremmo fare una zoomata. Ah, si è visto anche dal... No, se facciamo così no però. Se incominciamo così non va bene. Ma Sul tie break non va bene. il punto era stato dato al Palermo. Pensavo fosse nella Jolly. Questo cos'è? Non ho fatto niente, dice Dionisio. Sentiamo tutto, ovviamente. Giovanni e Dioniso si conoscono, mi pare, no? Sì. Chiede calma, Sì, ma l'arbitro. l'errore è tuo, non è loro però, È rosso? Rosso per la Jolly e rosso per il Palermo. Andiamo sul 4-6. Il problema non è della squadra, è l'errore arbitrale che ha causato. Eh, C'è poco da dire. E mo chi batte? Quello che ha battuto prima. Doveva, Da segnare. doveva battere Dionisio e quindi continua Sì. lì. Però la palla non c'è. Da segnare, ovviamente, al referto questi due cartellini. Un punto per parte. Dionisio si è un po' innervosito. Eh sì, non ci voleva. Calma. Calma, come Eh direbbe sì, perché è qualcuno. lì che aspetta, devo andare a... Perché 3-5? Vabbè, lo devono ancora segnare, 4-6. Sì, ancora devono...
mandato un po' in palla in segnapunti. E ancora stanno verbalizzando, non si capisce. Rosso per proteste. Quando è stato che abbiamo visto il cartellino giallo per parte? In una situazione più o Poco meno fa. simile. Questo è il No, risultato il del... set, secondo set, o primo o secondo set, già me lo sono dimenticato. A 5 pronti. Cartellino giallo. No, gliel'ha dato ad entrambi insieme, nella stessa azione. Adesso cartellino rosso. Prima 4-6. cartellino giallo a Sì, entrambi, sì, ora sì. cartellino rosso a entrambi. Il primo cartellino giallo non c'era assolutamente nulla. Infatti, anche là. Gioco che finalmente può riprendere. Intanto chiede anche formazione Palermo. Nell'attesa si sono dimenticati come erano schierati in campo. Riprende il pallone Fabio Remo. E quindi non va alla battuta Dionisio, ora c'è Lopetrone, Sì, giustamente. jump float per Un lui. turno in avanti. Ricevuto bene il Attenzione al primo pallone. tempo, Casca il pallone. 5 i punti per Palermo, 6 quelli della Jolly. ed è Blanco ora che prenderà di mira Lopetrone. Bonati degli esposti verso Matteo Bonati, murato, la copertura di Fabio Remo, ancora degli esposti per ancora Bonati, la copertura buona del Palermo. Tacco centrale, Bravo. Dionisio si tuffa. Degli esposti, cerca ancora Matteo Troppa, Bonati. sempre indietro però ragazzi. Un po' di confusione qui, tocca, se non mi sbaglio, la rete, infatti, dopo aver toccato il pallone, tocca anche la rete. Si arrabbia il mister Ferro. Certo, un errore che non ci doveva stare per il Palermo, che riporta Orlando, in break la Jolly. Orlando al servizio. Azione confusa che si conclude con un punto per la Jolly. In bagger l'alzata. Oh, l'ha Bravo! presa Matteo Bonati, l'ha presa. Dionisio attacca. C'è anche il recupero del Palermo, ma è free ball per la Jolly, vediamo. Rimanda di là, Luca Oh! degli Ha visto il Esposti. buco su un'alzata scellerata di Vaiana su 5-8, una free ball. cambio campo. Al tie break. Jolly in vantaggio, 8-5. Pronto alla battuta? Peppe Orlando. Forzerà? Non forzerà? Chi lo sa? Chissà chi lo sa. Sembra di sì, nella rincorsa. Una jump float secondo me farà. Allora, Oh, ma adesso insomma, ma non è possibile. si dimenticano come sono disposti in campo i giocatori. Oh, no, il controllo ci sta Era dell'arbitro nostra la richiesta. al cambio campo. Eccolo Peppe Orlando. Sembra proiettato verso una spin, infatti. E si Olle! ferma sul nastro, nastro pieno. Si riporta a Non meno era 2 molto Palermo. forte come battuta comunque. Dalla parte opposta c'è Firriolo. Riceve Lopetrone, l'attacco centrale Eh, di Vaiana. E forse non se l'aspettava nessuno questo attacco. Ha a colpita parte sto... così all'improvviso Walter Vaiana. Sembrava un pallone lungo, invece schiaccia più forte Walter. Più 3 jolly. Luca degli Esposti al servizio.
Ed Oh, è errore in ace. regizione del Palermo. Ace di Luca Degli Esposti. 6-10. E time out Timeout. del Palermo. 6-10. 6-10. È inutile dirvi che, nonostante il silenzio del palazzetto, e non possiamo gridare, abbiamo ansia anche noi. C'è un ciuffo. Sei a 10, tornano in campo le due squadre. Luca Degli Esposti, bella la battuta. Il Oh, recupero l'hanno del presa. Palermo, bellissimo. Ma è free ball, vediamo come la sfrutta la Jolly. Delle Esposti all'indietro per Oh! Dionisio. Bellissimo questo gesto atletico di Dionisio Di Pasquale. 6-11. Ollè. Tutta la rabbia in questo colpo. Più 5 Jolly. Degli Esposti al servizio. Tesa. Buono Buona l'attacco, ma è Lopetrone. buona la copertura a fondo campo di Petrone. La gioca il Palermo. Altra free ball, un po' di confusione nel Palermo. Invece sembra molto organizzata la Jolly. Dionisio scheggia Dionisio. forte, ancora in il suo attacco. 6-12. Quasi fotocopia dell'attacco precedente. Negli esposti, Ah, stavolta, nastro pieno. stavolta sì. Si spezza la serie positiva della Jolly. 7-12. Con Lombardo mi sembra dal numerino. Gabriele, tu che c'hai l'occhio. Numero 10, sì. Negli sposti all'indietro per Matteo Bonati. Buona la copertura Buona del libero del copertura. Palermo. Pallone che torna nel campo del Palermo. Altro muro della Jolly. Bene. L'autocopertura bellissima di Walter Baiano. Buona. Pallonetto, Non c'è altra riuscito. copertura di Walter. Dionisio ancora. Oh! Dionisio ancora. Ancora lui. 3 punti consecutivi quasi, senza considerare l'errore al servizio degli esposti. 13° punto per la Jolly. E c'è di nuovo. Altro timeout chiesto da Palermo. Fatto. Fischia l'arbitro. 7-13. Squadre di nuovo in campo. E c'è Matteo Bonati al servizio. Sempre sul libero. Un duello aereo. Non salta Walter, non era convinto di questo pallone. Sistema il pallone invece l'alzatore del Palermo, che trova la combinazione con il suo centrale. È bastato un piccolo appoggio per mettere a segno l'8° punto. 8-13. Stanchezza.
Dionisio ancora tutto braccio, però prende l'asta. Sì, asta. Nono punto del Palermo. Ragazzi, non perdete concentrazione. Assolutamente. Dobbiamo sfatare un tabù. Ce la dobbiamo fare. Bonati e gli Esposti ci mette una pezza. Buona l'autocopertura del muro. Questa volta non è buona la copertura della Jolly. Si riporta a -3. La formazione siciliana 10 a 13. Non abbiamo chiuso con Vaiana. Poca forza su quella palla. E chiama time out mister Chirumbolo. E intanto vi ricordo di passare dalle nostre pagine social Facebook e Instagram, Edicola di Pinuccio. Iscrivetevi al nostro canale YouTube e attivate la campanellina per ricevere tutte le notifiche. Continuate a seguire anche il nostro sito www.edicoladipinuccio.it. (10-13) squadre di nuovo in campo dopo il timeout Jolly. Servizio Palermo. Riceve Fabio Remo. In bagger degli Esposti, non è un buon pallone per Dionisio Di Pasquale. Lo gioca il Palermo. Tocca il muro della Jolly. Stiamo giocando di nuovo 11-13. 11-13. Siamo fermi a 13. Quanti sono i punti consecutivi del Palermo? 3. 3. Recuperati 3 su 5. Eravamo 6 avanti, eravamo 6-12. Da 6-12 a 11-13. Riceve Matteo Bonati per la Jolly degli Esposti. Cerca e trova Massimiliano Lopetrone. C'è il tocco degli avversari. Sì, ed è match point. Attenzione signori. 3 match point per la Jolly. Esultate solo quando palle a terra, quando fischia l'arbitro. È vero, è vero. Vaiana al servizio. Out. Ed è out. Out. Quindi primo match point andato. Abbiamo un secondo. Grausner al servizio. Grusner. Grusner, sì. Spin per lui, buona su Matteo Bonati, degli Esposti al centro per Peppe Orlando. Buona è la riuscito a copertura. prenderla, ma Peppe Orlando. Out! Out! E la Jolly 5 Frondi vince questa partita 15-12. Finisce qui 2. il quinto set. In Palaureto in rimonta a Palermo. Dopo i primi 2 set persi per 25-16, 25-14, fa la tripletta. Inizia sfatato un tabù. Finalmente 3-2. Ma che rimonta della Jolly 5 Frondi, che rimonta! Applausi per i ragazzi, non se l'aspettava nessuno dopo il 2-0 degli avversari. Non se l'aspettava nessuno. C'è stato col cambio di Peppe Orlando. Complimenti a mister Tonino Chirumbolo. Ha sbloccato. Complimenti al mister, lo chiamiamo ai microfoni. Se viene su, volentieri. Lo chiamiamo ai microfoni, assolutamente. Solo che non abbiamo la telecamera da ripresa. Abbassiamo, vabbè. In qualche modo. Mamma mia, sfatato un tabù Renato di Palaureto. Ma penso che, vista l'ora tarda, Gabriele, non ci conviene. Non ci conviene, hai ragione. Sicuramente faremo abbiamo un bel partenza veloce perché poi le navi non ci sono più. Sì, hai ragione. Bene, signori, complimenti ai ragazzi, complimenti sfatti. a mister Tonino Chirumbolo. Noi vi ringraziamo per averci seguiti anche quest'oggi. Continuiamo a non gridare, ovviamente siamo entusiasti io e Renato, però non possiamo gridare. E quindi rinnoviamo l'invito a sabato prossimo con al Pala Valencia una regia migliore di quella che abbiamo fatto oggi.
contro la Tonno Callipo e poi, se Dio vuole, andiamo al Pallabonini di Cinque Frondi Se finiscono i lavori, tra 2 settimane. sì, finiranno i lavori. Benissimo, da Esultano i Palermo è ragazzi. tutto. Ci vediamo alla prossima. Grazie a Come tutti. diceva Ruggero Orlando, qui Palermo. È tutto. Quello Alla era New prossima. York, però. Alla prossima. Ciao a tutti. Sigla.